Il Super Volley Piombino in divisa nera gioca con Sara Fior alzatrice, Alessia Segalina opposto, Ilaria Zanini e Martina Pivato schiacciatrici, Marida Porcellato e Chiara Brazzalotto centrali, Maddalisa Livieri libero. L'allenatore è Pier Leonardo Zoppellaro. Le ospiti dell'Ital Project Giorgione in tenuta rosso-blu, allenate da Silvia Silvestri, schierano l'alzatrice Alice Bertinazzo, l'opposto è Ni Massarotto, il capitano Laura Squizzato e Sonia Trentin schiacciatrici, Stefania Silvestri e Giada McKee centrali, Sara Cecchin libero. Il Giorgione ha un ottimo avvio, battendo con efficacia, murando e contrattaccando a punto con Squizzato e Massarotto. La ricezione difficoltosa obbliga le attaccanti del Piombino a ricorrere a piazzate e pallonetti, neutralizzati dalle trevigiane, che prendono il comando e allungano sull'11-5. Sostenute dai colpi di astuzia di Alessia Segalina e Ilaria Zanini, le locali reagiscono. Le ospiti sbagliano in ricezione, agevolando la rimonta del Piombino, che rientra sul 16 pari. Le ragazze di casa, tuttavia, sono troppo fallose in seconda linea e poco incisive in prima per tenere il passo delle rossoblù, che rispondono con un contro-break di 4 punti, avvantaggiandosi sul 20-16. La giovane Brazzalotto colpisce dal centro, ma il Giorgione replica con l'ace della Massarotto. Poi 2 errori del Piombino chiudono il primo set sul 25-19 per le trevigiane. Pier Leonardo Zoppellaro inserisce la centrale Giada Miolo per la Brazzalotto, quindi il capitano Lisa Volpato sostituisce l'alzatrice Sara Fior. Le locali ripartono toniche, forzando la battuta. Il muro del Piombino blocca la Trentin, la Porcellato ferma la Squizzato. Le ospiti calano in ricezione e sbagliano in attacco, favorendo l'allungo del Super Volley sul 18-11. Il Giorgione però non molla, riavvicinandosi a -3 con l'ace della Squizzato. Non diagonale stretta, non diagonale stretta. Amore, ma ti so il muro che va? No, era aperto. Sì, però amore. Chiudi. Chiudi un po'. Chiudi un po'. Il pronto intervento di coach Zoppellaro interrompe la rimonta delle rossoblù. Le ragazze del Piombino riprendono il controllo del gioco grazie al buon lavoro a muro della neoentrata Giada Miolo e alle efficaci conclusioni di Ilaria Zanini. Le ospiti continuano a lottare, andando più volte a segno da posto 4 con Sonia Trentin, ma il Super Volley riesce a mantenere 2-3 punti di vantaggio, aggiudicandosi la seconda frazione per 25-22 con l'attacco vincente di Marida Porcellato. Nelle prime battute del terzo set il match si fa equilibrato. Le rossoblù del Giorgione dimostrano di avere un ottimo potenziale in attacco, seppur limitato da qualche imprecisione e alcuni errori di troppo, che consentono al Piombino di tenersi a stretto contatto. Ancor prive della valida Veronica Basso, da molti mesi ferma per un grave infortunio al ginocchio, le padovane appoggiano principalmente l'attacco sulla banda Zanini e sull'opposto Segalina, ma le ospiti alzano il ritmo, colpiscono con la forte Squizzato e con l'ottima Trentin, avvantaggiandosi sul 17-12. La Brazzalotto, rientrata al posto di Giada Miolo, e la Segalina mettono a segno 2 muri punto, riportando in scia il Piombino, che raggiunge le trevigiane sul 19 pari. Finale giocato punto a punto. Marida Porcellato mura il contrattacco in pipe della Squizzato, 22-22. La situazione si risolve a vantaggio del Giorgione grazie a Sonia Trentin. La banda numero 5 colpisce dapprima col pallonetto, poi infila 2 contrattacchi vincenti consecutivi, fissando sul 25-22 il finale del terzo parziale. Il quarto set inizia davvero male per le ragazze del Piombino, che accumulano subito un pesante distacco di 6 punti, incrementato ancora dal Giorgione sul 9-1, quindi sul 12-2. Il Super Volley non riesce a passare in attacco, utilizzando di continuo pallette e pallonetti che si dimostrano per lo più inefficaci. Le ospiti dominano, risultando superiori in tutti i fondamentali, soprattutto in attacco e a muro. Coach Zoppellaro apporta delle modifiche dando fiducia alla banda Greta Miolo, sorella gemella di Giada, e al libero Martina Michelan, che sostituisce temporaneamente la Livieri. La reazione delle padovane c'è, ma è troppo tardiva e avviene quando ormai il gap è proibitivo.
Ilaria Zanini e Chiara Brazzalotto vanno a segno in attacco. Il Giorgione sbaglia qualcosa in ricezione, vedendosi dimezzare il vantaggio sul 19-14. Ci pensano però Giada McKee e Sonia Trentin a far ripartire le ospiti. La generosa rimonta del Piombino si ferma sul 21-18 per l'Ital Project Giorgione, che conquista partita incontro con gli ultimi 2 punti firmati dall'incontenibile Trentin. Noi fortunatamente oggi abbiamo dato proprio tutto dall'inizio alla fine, ci abbiamo creduto anche il set che abbiamo perso, comunque volevamo giocarcelo fino alla fine e quindi quando abbiamo ripreso il set dopo eravamo ancora più determinate. Peccato il calo dell'ultimo set perché in vantaggio 9-1 farsi prendere verso la fine mette sempre un po' di paura, conoscendo anche appunto la squadra che avevamo di là. E invece fortunatamente è andato tutto bene, siamo contentissime e avanti così. È arrivata la prima sconfitta, diciamo che ci può stare, naturalmente l'importante è non perdere l'entusiasmo che ci ha accompagnato fino adesso. Questa sera abbiamo giocato contro una buona squadra, molto preparate in difesa e ben schierate a muro, cosa che a noi invece è un po' mancata. Niente, la settimana prossima abbiamo ancora un altro scontro contro una buona squadra che è l'Usma e speriamo di ritrovare l'armonia di squadra per poter portare a casa ancora un bel po' di punti. Abbiamo giocato male, malissimo, bene il Castelfranco, ci ha messo sotto e ha vinto meritatamente la partita in pratica. Ecco. Noi dovevamo darci una regolata. In settimana ci parleremo comunque, anche perché adesso sono ancora le prime partite del campionato, non siamo ancora al meglio.